Credo che le dichiarazioni del ministro degli esteri Tajani, se non che vice premier del governo Meloni, siano alquanto fuorvianti, fuori luogo, ma soprattutto molto offensive nei confronti dei cittadini veneti e soprattutto del presidente Luca Zaia. Paragonare la volontà popolare espressa in libere elezioni a regime dittatoriali, credo che, come quelli di Hitler e Mussolini, credo che sia inaccettabile, vergognoso e anche pericoloso. Da sempre il presidente Zaia ha sempre dimostrato di governare con trasparenza, competenza e con un fortissimo consenso da parte dei veneti. Non solo perché si dimostra che a livello nazionale è tra i più amati presidenti di regione, se non il più amato. È per questo che continua, grande la sua capacità operativa, a godere di questo consenso altissimo, meritato, costruito appunto sul lavoro costante e concreto. Ed è per questo che noi vogliamo cercare di riproporlo anche per il terzo mandato. Ma parlare di incrostazioni di potere credo che sia una mancanza di rispetto per milioni di cittadini veneti e soprattutto nei confronti, come dicevo, del Presidente, nei confronti appunto del Presidente, che va invece sostenuto. Inoltre, tra l'altro, fa un certo effetto sentire che queste dichiarazioni provengono, potremmo dire da che pulpito, da Antonio Tajani, ministro degli esteri, vice premier di Forza Italia, che ci domandiamo tutti se è il primo mandato che svolge o se siano anni 20, 25 o forse anche di più che siede tra il governo italiano a livello europeo con tanti incarichi da una parte all'altra. Dunque credo che parlare di incrostazioni di potere da parte di chi invece è da una vita che siede su certe realtà istituzionali, credo che non sia per niente positivo. Uno che il potere nei palazzi e poltrone lo ha sempre esercitato, insomma, credo che non si possa attribuire certi aggettivi al nostro presidente Luca Zaia, che con tutto rispetto parlando merita veramente il massimo sostegno e la possibilità di poter essere di nuovo ricandidato. Zaia è la migliore risposta ai veneti, che dimostra ancora una volta di essere funzionale, ma probabilmente tutto questo dà fastidio a tutti coloro che aspirano più alla volontà di utilizzare in questo momento un certo tipo di consenso per poter prendersi quell'aspetto che i veneti comunque di potere, che i veneti non li hanno ancora dato, e cercano in qualsiasi modo, in qualsiasi maniera, anche in maniera inappropriata, di mettere, diciamo così, in brutta luce i nostri continui rappresentanti, e specialmente i rappresentanti di primo ordine e di primo grado. Allora, siamo allo storico campeggio Tropical. Qui abbiamo l'amico Sandro Finotto, che da quest'anno gestisce questo ristorante. Ho riservato per le ultime 2 settimane di maggio una promozione dal lunedì al venerdì con le pizze al 50%, in modo da essere invogliate a venirci a trovare, capire che entrare in parcheggio, prendersi la tesserina, venire a mangiare e poi noi in cassa rimborsiamo azzerando la tesserina, e quindi diventa piacevole venire a trovare anche noi con i nostri piatti, col pesce fresco e le nostre pizze un po' più particolari delle altre.